L'astronauta Luca Parmitano ha ricevuto oggi a Messina la laurea honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo. Dalla Facoltà di Ingegneria ha poi lanciato un invito proprio diretto ai giovani. Sentiamolo. In generale dico sempre ai giovani di essere curiosi, di restare curiosi, perché la curiosità è il primo motore della ricerca, e in secondo luogo di capire in che campo possono diventare eccellenti, perché essere bravi, diventare bravi è un passo che ci aiuta nell'amare quello che facciamo e nel fare quello che siamo. L'invito ad essere curiosi è il messaggio che Luca Parmitano, l'astronauta catanese dell'Agenzia Spaziale Europea, prima italiana a passeggiare nello spazio, ha rivolto agli studenti dell'Università di Messina. In centinaia oggi lo hanno atteso nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria al Papardo, dove ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo. In principio, indipendentemente dal luogo di origine, in secondo luogo è un piacere in più perché poter tornare nella mia terra circondato dai miei concittadini, una terra che per quanto non abbia la possibilità di abitare resta comunque sempre con me nel cuore, dà una gratificazione in più, avere un riconoscimento del proprio lavoro, di quello che si è fatto, ed è anche un'occasione per portare un po' di visibilità anche ad ambienti che magari non sono sempre in primo piano e che invece meritano perché hanno grandissime potenzialità. Parmitano è stato cordiale con tutti, si è concesso a selfie e strette di mano con gli studenti, emozionato nell'indossare la toga riservata ai senatori accademici, posando con i 30 giovani ingegneri di Messina Energy Boat, reduci dal successo ottenuto a Monaco con il loro catamarano realizzato con materiale riciclato. Parmitano ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo Human Space Transportation and Logistics, Present and Future, parlando delle difficoltà e delle sfide dell'esplorazione spaziale dal punto di vista della logistica e dell'allocazione di risorse, materiali ed energia. Parmitano ha parlato anche del futuro, della corsa a Marte e risposto a chi ancora oggi nega che l'uomo sia mai stato sulla Luna. Avete interrogativi, proposte e anche proteste da far arrivare all'amministrazione di Catania? Da venerdì 20 e ogni venerdì Sicilia 24 Focus su Telecolor ospiterà in diretta il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo per la sua disponibilità. Inviate le vostre domande alla nostra mail sicilia24focus@telecolor. Trantino vi risponderà. Primo incontro venerdì 20 a Sicilia 24 Focus su Telecolor alle 14:30 con lo spazio appuntamento con il sindaco. Adesso breve pausa e poi ampia pagina di sport. Per il calcio, dopo la terza sconfitta in 7 partite, si apre una settimana delicata in casa Catania. Ha confermato per ora il tecnico Tabbiani. Marco Carli. Fiducia a tempo, un po' per tutti, Tabbiani in testa ovviamente. Si apre una settimana delicata in casa Catania dopo la terza sconfitta in 7 partite e Grella sarà presente fin dal primo allenamento di martedì. Perché è vero che è stato dato tempo per vedere i risultati, ma è evidente che il Catania si è già giocato tutti i jolly a disposizione. Bisogna cominciare a marciare veramente se si vuole risalire in classifica e gli etnei dalla sfida interna col Taranto saranno attesi da un tour de force con partite ogni 3 giorni. No, sicuramente è una partita che non ha convinto. Io penso che essendo l'allenatore sia giusto che debba cercare di trovare un abito giusto da mettere alla squadra. Per quanto riguarda i contratti a termine, noi allenatori viviamo con contratti a termine, cioè firmiamo contratti magari di 1 anno, 2 anni, ma poi in realtà abbiamo sempre un termine e come ho già detto altre volte, tanto bene o male dalla seconda o terza che si dice che magari dovrei andare via, quindi ogni settimana può essere l'ultima. Io lavoro pensando che invece devo costruire qualcosa per un domani. A Castellammare è andato in scena per certi versi un film già visto, 1-0 per gli avversari, siglato da Meli e condizionato da un fuorigioco in partenza di Candellone. E poi Catania che non reagisce, gioca a ritmo compassato e non ha coraggio. Serve un cambio di modulo per creare qualcosa nella ripresa, ma evidentemente non basta. Nel club c'è la convinzione che quando questa squadra alzerà il ritmo cambierà tutto e che il divario in classifica con la capolista, ben 10 punti, anche se gli etnei devono recuperare una partita, non sia reale, ma se è veramente così bisogna dimostrarlo da subito.
Seconda vittoria in campionato del Messina, che ieri ha superato il Giuliano con un gol dell'attaccante Plescia. In classifica giallorossi a quota 9 punti. Venerdì prossimo trasferta a Picerno. Sergio Colosi. Operazione sorpasso riuscita al Messina nello scontro salvezza con il Giuliano di Bertotto al primo KO dal suo arrivo in Campania. Una vittoria, la seconda in campionato, che spinge i giallorossi in una posizione a ridosso del centro classifica. Prestazione in chiaroscuro della squadra di Modica, che a sorpresa ha cambiato la difesa schierando Polito e Pacciardi. Due novità bocciate dal campo: Polito in difficoltà sostituito da Modica a fine primo tempo, Pacciardi finito fuori per il rosso su Nocciolini lanciato a rete. Il colpo dello scorpione di Plescia vale 3 punti importanti anche per il morale e la giovane età del Messina, con una gara, quella con il Taranto, da recuperare. Nel finale è emersa la solita paura di vincere, già pagata a caro prezzo contro Turris e Casertana, ma il Giuliano ha sparato a salve e il resto l'ha fatto il solito Fumagalli. Sempre bisogna migliorare, non esiste la perfezione nel calcio, né tantomeno siamo stati noi oggi spettacolari nel volere dominare, gestire e chiudere la partita. Abbiamo sofferto gli ultimi 15 minuti che non dovrebbe fare parte di noi, ma ci sono anche gli altri. Io faccio complimenti a Giuliano perché ha fatto una buonissima partita, al di là degli ultimi 15 minuti, anche se tranne quell'azione della traversa, poi mi sembra che il Fumagalli abbia fatto solo una parata nel primo tempo, quindi erano messi bene in campo, giocavano bene, ordinati, e quindi era la partita che ci aspettavamo. Prossimo appuntamento venerdì a Picerno con inizio alle 20:45. Incoraggiante prologo all'avvio della stagione per la Saturnia Catania di pallavolo, che vince un torneo preparatorio in Polonia. Domenica comincia la Superlega. Marco Carli. Doppio 3-0 in semifinale e in finale con i padroni di casa del Bogdanka Lublino. La Farm Italia Saturnia Catania vince il quadrangolare precampionato in Polonia, a Lublino appunto, dove andiamo con le immagini. Gli etnei portano a casa anche il titolo di MVP della manifestazione, andato al capitano Santiago Orduna, considerato anche il miglior palleggiatore del torneo. Quello di miglior opposto assegnato a Bukegger, di miglior schiacciatore attribuito a Manavinezad e miglior centrale per Alessandro Tondo. La dimostrazione, insomma, che questa squadra è pronta a dire la sua in Superlega. Ovviamente rispetto a quello che è il nostro obiettivo stagionale. Devo fare un plauso a tutto lo staff tecnico e ai giocatori, perché hanno saputo mettere in campo, oltre alle doti individuali, alle qualità individuali che noi conosciamo bene, anche una certa compattezza di squadra e una certa idea di gioco che insomma non era scontato che venisse messa in mostra, ma è anche vero che noi siamo sempre stati consapevoli delle qualità dei nostri ragazzi. Martedì si tornerà in palestra e i bianco-blu troveranno il loro compagno Masulovic, pronto a mettersi a disposizione di Cesar Douglas Silva in vista dell'esordio in Superlega di domenica a Perugia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona serata.